I mezzi antisommossa della polizia si aggirano per i quartieri più difficili di Napoli. Non è un blitz anticamorra, ma la sanificazione accolta dagli applausi della gente. L'inviato è Giacinto Pinto. Gli applausi dai balconi e dalle finestre di San Giovanni a Teduccio sono tutti per il passaggio della polizia. Qua di solito quando viene la polizia non è ben accetta. Gli agenti non sono venuti qui per un blitz, ma per sanificare le strade con gli idranti. Abbiamo applaudito perché è stata una grande cosa, specialmente per noi. Le forze dell'ordine, quando arrivano qui per arresti e perquisizioni, vengono accolte in tutto altro modo, molto spesso con il lancio di oggetti dai balconi. Attenzione, allontanatevi dalla strada, stiamo sanificando. San Giovanni a Teduccio, ma anche Barra, Ponticelli, Scampia, i quartieri della periferia di Napoli dove da anni si combatte la guerra dei clan. Questa è zona di guerra, dovremmo stare al sicuro, invece dobbiamo stare armati in casa. Ora anche in questi palazzi fatiscenti, per tante famiglie l'unico nemico da combattere è il virus. Si sono ricordati di noi, ci fa piacere. 4.000 strade, 2.000 chilometri, la disinfestazione dell'azienda municipale dei rifiuti con i mezzi antisommossa della polizia per un giorno è diventata così una festa. Hanno avuto soltanto una piccola modifica perché chiaramente, essendo mezzi dell'ordine pubblico, invece di spruzzare per allontanare, spruzziamo acqua e sanificante in maniera, come dire, più dolce. Parliamo della scuola.